nostro cuore. Tu sì, tu lo vedesti ad un guadagno vile, con gli atti tuoi modesti lo flagellasti, la passione del Signore, il dolore di Maria, impressi sempre sia nel nostro cuore, nel nostro cuore. Devieni, o peccatore, devieni a contemplare del tuo maligno cuore l'enorme eccesso, la passione del Signore, il dolore di Maria, impressi sempre sia nel nostro cuore, nel nostro cuore, all'adorabil crine, i bravi tuoi pensieri fecero acute spine, aspra corona, la passione del Signore, il dolore di Maria, impressi sempre sia nel nostro cuore, nel nostro cuore. Più che la croce e il peso l'afflissero i tuoi falli, onde più volte stesso ei fu per terra, la passione del Signore, il dolore di Maria, impressi sempre sia nel nostro cuore, nel nostro cuore, sopra un infame legno, ahimè che gran dolore, che a tutti dà sostegno, viene inchiodato, la passione del Signore, il dolore di Maria, impressi sempre sia nel nostro cuore, nel nostro cuore. Arrivi, scorre il sangue dall'impiagato corpo, intanto Gesù langue, espira e muore, la passione del Signore, il dolore di Maria, impressi sempre sia nel nostro cuore, nel nostro cuore.
E siamo arrivati al momento della crocifissione. La cattedrale di Agrigento, San Gerlando e Gremita, e tutti stanno in silenzio. Sentiamo nel momento in cui viene messo il chiodo alle mani di Gesù che gli agrigentini si sbattono una mano sulla faccia, come segno di partecipazione al dolore del Cristo che viene messo in croce. Ecco, i confrati della confraternita dell'Arciconfraternita del Santissimo Crocifisso mettono adesso la corona di spine al Cristo sulla croce e tolgono il lenzuolo, il fascio col quale hanno messo la statua di Gesù in croce. È sempre un momento di grande commozione, specialmente quest'anno, anno durante il quale torna a farsi la crocifissione all'interno della cattedrale, nel presbiterio della cattedrale di San Gerlando. E adesso in silenzio anche noi commemoriamo questo momento della crocifissione di Gesù sulla croce. Facciamo nostri quelli che sono i dolori del Signore, il suo amore. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. 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 Popolo mio, che male ti ho fatto? In che ti ho provocato? Dammi risposta. Io ti ho guidato fuori dall'Egitto e tu hai preparato la croce al tuo Salvatore. Popolo mio, che male ti ho fatto? In che cosa ti ho provocato? Dammi risposta. Perché ti ho guidato 40 anni nel deserto? Ti ho sfamato con manna, ti ho introdotto in paese fecondo, tu hai preparato la croce al tuo Salvatore. Che altro avrei dovuto fare e non ti ho fatto? Io ti ho piantato mia scelta e florida vigna, ma tu mi sei divenuta aspra e amara, poiché mi hai spento la sete con aceto e hai piantato una lancia nel petto del tuo Salvatore. Lasciando la cattedrale lo faremo in silenzio, mantenendo lo stile di preghiera, aiutando chi rimane a continuare a pregare. Santa Madre, de voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Durante la giornata avremo diversi momenti di preghiera animati dalla comunità parrocchiale di San Gregorio, dalla confraternita dell'Addolorata, i canti sotto la croce. Alle 18 l'azione liturgica, che è il momento importante di questo Venerdì Santo, presieduta dal Vescovo Don Franco. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo.
Diciamo insieme: Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. In te, Signore, mi sono rifugiato, mai sarò deluso. Difendimi per la tua giustizia, alle tue mani affido il mio spirito. Tu mi hai riscattato, Signore Dio fedele. Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. Manteniamo lo spirito di raccoglimento. Manteniamo lo spirito di raccoglimento e accompagniamo l'immagine di Maria, il simulacro dell'Addolorata, che verrà posto ai piedi della croce. Lo abbiamo fatto all'inizio, il nostro pensiero va a tutte quelle madri che soffrono il dolore, ogni tipo di dolore nella loro vita, e a Maria, madre della speranza, donna del sabato in attesa della risurrezione. Chiediamo di dare forza, consolazione, di intercedere presso il Figlio per queste donne e madri che come lei soffrono il dolore nella carne. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. Santa Madre, de voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Mentre completiamo la crocifissione, accompagnando Maria ai piedi della croce, ringraziamo i portatori delle due confraternite che hanno svolto il devoto servizio di portare i simulacri di Gesù appassionato e di Maria Santissima dei Sette Dolori. Gesù, io credo in te. Gesù, io spero in te. Gesù, io amo te. Gesù, confido in te. Canterò la tua misericordia, il più grande attributo di Dio, in eterno di fronte a tutto il popolo, la tua misericordia canterò. Gesù, io credo in te. Gesù, io spero in te. Gesù, io amo te. Gesù, confido in te. Due sorgenti sono scaturite come raggi dal cuor di Gesù, non per gli angeli né per gli arcangeli, ma per i peccatori le donò. Gesù, io credo
credo in te, Gesù, io spero in te, Gesù, io amo te, Gesù, confido in te, peccatore non dubitare, ma confida e spera in Lui, che il passato vissuto nel peccato in una vita santa cambierà. Gesù, io credo in te, Gesù, io spero in te, Gesù, io amo te, Gesù, confido in te. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. O sangue ed acqua che scaturisti dal cuore di Gesù come sorgente di misericordia per noi, confido in te. Dal Vangelo secondo Matteo. Da mezzogiorno fino alle 3 del pomeriggio si fece buio su tutta la terra. Verso le 3 Gesù gridò a gran voce: Eli, Eli, lema sabachthani, che significa: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Udendo questo, alcuni dei presenti dicevano: costui chiama Elia. E subito uno di loro corse a prendere una spugna e, imbevutala di aceto, la fissò su una canna e così gli dava da bere. Gli altri dicevano: lascia, vediamo se viene Elia a salvarlo. E Gesù, emesso un alto grido, spirò. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. I nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Io credo in Dio, Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen.
Ad Agrigento, in Viale Leonardo Sciascia 232, a Villaggio Mosè, trovate Ente ERAP. Formazione professionale dal 1996, 65 tipologie di corsi regionali, 70 tipologie di corsi allo sportello, 60 tipologie di corsi sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, partenze mensili di corsi OS, 21 tipi di diplomi, 15 tipologie di abilitazioni, 40 tipologie di certificazioni, 40 corsi di laurea. Per informazioni ERAP, Villaggio Mosè, Viale Leonardo Sciascia 232, telefono 0922 08 1560 320 05 56 687. ERAP, primi in Sicilia. La creatività restauro o qualche lavorazione extra. Poi c'è il culto del fazzoletto. Questo, ad esempio, ha qualcosa di